In visita pastorale dopo tanti anni. Era da metà anni 90 che il vescovo di Padova Antonio Mattiazzo non veniva in visita pastorale nel vicariato di Valstagna Fonzaso. Ha ritrovato una Val Brenta più spopolata e invecchiata, come l'ha dipinta il presidente della comunità montana Luca Ferrazzoli. A Pove questa mattina l'incontro con amministratori, forze dell'ordine, operatori e volontari attivi nella vallata. Un territorio che conserva nel suo DNA un parziale antidoto alle pesanti conseguenze della crisi economica. La ricchezza dell'associazionismo, come ha messo in luce anche Giovanni Negrello, presidente del reparto donatori di sangue Montegrappa. In un tessuto ancora così solidale, il vescovo ha individuato i presupposti per mantenere una proficua collaborazione tra Chiesa e istituzioni. C'è una crisi profonda. Naturalmente anche la Chiesa ha risentito perché è fatta della gente, ma abbiamo anche programmi, credo che siano buoni per aiutare le persone, mantenere per esempio anche le scuole dell'infanzia come strumenti educativi per la famiglia e per le comunità. Se noi le chiudiamo lo Stato dovrà pagare molto di più e allora non si capisce tante volte questo, no?